Operati d'urgenza a causa di gravi complicanze della sinusite. I due bambini di 8 e 12 anni sono arrivati al Cafoncello dalla pediatria di Conegliano. Immediatamente è rientrato dal giorno di riposo uno dei pochi specialisti in grado di effettuare questo tipo di interventi, Massimo Sonego. Abbiamo avuto un intervento in neurochirurgia perché il bambino di 8 anni aveva un ascesso cerebrale come complicazione e quindi l'hanno operato con molta bravura i neurochirurghi. Abbiamo fatto anche fatica ad organizzarci perché ovviamente sono urgenze, le sedute operatorie sono già tutte occupate ovviamente e quindi non è stato neanche facile. Il bambino, quando è arrivato a Treviso, aveva continue crisi epilettiche e un'iniziale emiparalisi. I deficit neurologici ora sembrano superati. La piccola di 12 anni invece, a causa sempre della complicanza di una sinusite, aveva sviluppato un ascesso intraorbitario. Nella bambina era insorta una paralisi dell'occhio che risultava immobilizzato e sporgente in modo abnorme. 2 interventi che hanno salvato i piccoli. Dottor Sonego, come stanno intanto i bambini? Fortunatamente stanno bene, sono molto migliorati e il pericolo è sicuramente passato. La sinusite è una patologia fastidiosa ma generalmente non grave, tuttavia può dare una serie di complicazioni. Queste complicazioni sono molto veloci nell'instaurarsi e non è facile prevenirle. Anche l'utilizzo generoso degli antibiotici va semmai sconsigliato, perché neppure quello è in grado spesso di prevenire delle complicanze di questo tipo. Quindi purtroppo bisogna seguire il bambino che sta male con attenzione, ma non c'è modo di prevenire una complicanza del genere. Fortunatamente i bambini, con grande soddisfazione dell'intero personale medico e infermieristico, stanno bene. Credo sia doveroso cogliere questa occasione, ha spiegato il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, per sottolineare il livello della sanità veneta e le qualità umane, oltre che professionali, del nostro personale.